Oltre 1 milione di assaggi serviti all'insegna dell'eccellenza e della valorizzazione del territorio, 185 eventi in 83 località in tutto il mondo in cui sono state promosse la cultura e l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Oltre 2000 ricette, 35.000 bottiglie stappate. Questa, in sintesi, è la fotografia del consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, che quest'anno compie 25 anni. Vissuti tutti con l'acceleratore al massimo. È stato 25 anni entusiasmanti di un progetto che tradotto in friulano va in devantù che mi vendi ridi, e ce l'abbiamo fatta a superare gli antagonismi, i campanilismi, e i risultati sono arrivati con la buona volontà. Innanzitutto i complimenti a Filipputi, perché se oggi risulta abbastanza normale parlare di show cooking, di enogastronomia, di ristoratori, di chef, immaginate 25 anni fa sta cosa qua non esisteva davvero. Il calendario si aprirà il 17 giugno al Castello di Spessa di Capriva con un ormai tradizionale cena spettacolo. L'8 luglio poi il consorzio festeggerà il 25° anniversario con un grande evento al Castello di Udine. Il 30 luglio l'appuntamento si sposterà a Grado. Sono 25 anni di storia, della storia della nostra ristorazione, una storia dove Walter Filipputi è riuscito a unire, a fare sistema fra il mondo della ristorazione, il mondo vitivinicolo, il mondo delle aziende che successivamente si sono unite con gli artigiani del gusto. L'assessore Bini e il presidente Filipputi si sono anche divertiti a pensare il loro personalissimo menù friulano. Bella domanda. Allora, partirei dai vini, fermo, bianco, friulano. Le cantine non le faccio, non le dico, ma insomma qua nel Colle abbiamo tantissimi buoni vini. E poi per quanto riguarda il cibo io sono molto, ma molto semplice: il salame, ma deve essere buono e fatto bene, e il formaggio. Salame, formaggio e pane, avete comprato l'assessore Bini. Inizierei con una fettina di polenta a forma di frant e accompagnato con un picolit. Andiamo fuori schema. Poi tradizionali, un orzo e fagioli con un vino bianco fatto in legno a base di chardonnay possibilmente. Se facciamo un pesce servirei una zuppa di tonno con succo alla mediterranea servito con un pignolo rosso.